bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andiamo a Udine, in centro città, in Largo del Pecide, a conoscere un'altra coppia di edicolanti, Monica e Antonio, che da Napoli 9 anni fa si sono trasferiti a Udine e da diversi anni appunto gestiscono il punto vendita nel cuore della città. Oggi il settimanale Il Friuli è in edicola con un'inchiesta dedicata al mondo della politica, in particolare a un fenomeno su cui appunto abbiamo sentito molta gente esprimersi, ovvero quello dell'astensionismo, perché sempre meno italiani e anche friulani si recano alle urne a votare e esprimere il loro parere, la loro volontà di voto. Allora andremo a vedere con Hubert Londero perché il primo partito è l'astensionismo, eppure nei friulani è forte la partecipazione alla vita sociale e quindi ecco a chi conviene che i cittadini non vadano più a votare. Insomma, Hubert Londero ci porta a conoscere anche i numeri di questo fenomeno con appunto le statistiche che riguardano le affluenze alle politiche sia per la Camera, alle regionali e ovviamente anche alle comunali. Insomma, i cittadini non si fidano più delle loro istituzioni e insomma abbiamo una percentuale del 35,4% dei friulani che si mantiene sempre aggiornato, però poi non va a votare. Ciao. Buongiorno. Alessandro Di Giusto però ci dice basta parole, i friulani disertano comizi e cortei, sono diffidenti però non certo indifferenti, e ce lo racconteranno proprio gli udinesi che oggi siamo andati a intervistare in città. Udine, una città che si appresta a vivere il Natale e quindi insomma addobbata a festa per l'occasione. Andiamo a conoscere i nuovi edicolanti. Eccoci qui in Largo del Pecide all'edicola Deli Shop con Monica che insieme al marito Antonio gestisce questo punto vendita da 9 anni nel cuore di Udine. Buongiorno. Buongiorno. Come si sta da queste parti? Siete in una delle zone che sta vivendo forse uno dei momenti migliori, insomma, di Udine, molto vivace, caratterizzata da moltissimi locali, moltissimi negozi e molto frequentata. No, si sta benissimo, appunto è una zona molto frequentata e come commercio diciamo che è una bella ripresa, sperando che vada sempre meglio così. Ovviamente insomma è un quartiere molto vivace, quindi insomma non mancano le iniziative, è molto accogliente e vi trovate nel cuore della movida udinese tutto sommato, quindi avete anche una clientela diversificata. Sì, la mattina diciamo che sono clienti abituali, mentre invece la sera, essendo appunto molta gioventù, abbiamo un ricambio di ragazzi che vanno nei locali, quindi poi avendo anche tabacchino abbiamo comunque un'offerta in più proprio per ragazzi che fumano, accendini, un po' di tutto. Naturalmente appunto siete anche tabacchino come molte edicole che abbiamo conosciuto e incontrato nel nostro percorso, oltre all'attività di vendita dei giornali c'è anche quella di tabacchino che tutto sommato offre anche un servizio alla clientela. Voi siete in centro e magari ci sono altre possibilità per pagare bollette e compagnia varia, però comunque è un servizio in più che offrite alla clientela e può essere utile anche immagino per qualche persona anziana in particolare che abita in centro e vuole muoversi, limitare gli spostamenti. Sì, infatti anche pagamenti, bollettini, bollo auto, quello abbiamo tutto e appunto preferiscono venire qui che magari andare in posta un po' più lontana da qui e fare file, mentre qui invece è tutto un attimo. Come si capisce dall'accento? Poco. Poco. E voi siete originari di Napoli e da Napoli 9 anni fa circa avete scelto Udine come città in cui stabilirvi. Sì, sono 9 anni che siamo qui, ci troviamo benissimo, ho cresciuto 3 bambini qui, quindi bene e niente, perché è una città abbastanza tranquilla dove appunto si vive bene, anche a livello scolastico mi trovo benissimo, i bambini sono proprio tranquilli, niente. Diciamo, cavalcando un po' dei luoghi comuni, i partenopei sono notoriamente estroversi, eccetera. Noi friulani invece abbiamo la fama di essere un po' più chiusi. Com'è arrivare, cioè voi siete una coppia giovani che è arrivata, avete avuto figli, quindi insomma avete anche modo di frequentare ambienti giovanili, eccetera. Però com'è l'impatto?
No, come l'impatto è stato, comunque ovviamente non conoscevamo nessuno all'inizio, poi ovviamente tra scuola, negozio, avendo un'attività comunque conosci tanta gente, quindi hai più possibilità appunto di farti conoscere e quindi poi sinceramente come accoglienza è stata ottima perché noi da qui non andiamo più via, quindi i miei figli sono nati qua, è una città tranquilla ho detto, quindi non li porterei di nuovo nel movimento perché alla fine è tanto movimento in una grande città. Mentre invece qua Ancora una città a misura d'uomo. misura d'uomo vivibile tranquillamente, sì. Però insomma tutto sommato Napoli sempre nel cuore, abbiamo parlato con lei di calcio, però non è una grande tifosa, mentre marito e figli... Sì, ce l'hanno nel sangue. Abbiamo parlato di Napoli e dei vostri figli che sono tifosi, ma Antonio, il capofamiglia, il tifoso numero uno, forse è lei? Sì, buongiorno, ciao. Sì, tifosissimo, sì. Spieghiamo questa bella vetrinetta che ovviamente ha attirato la mia attenzione prima e insomma mi pare interamente dedicata a questa passione. Sì, però vedi come il Napoli malato del tifoso, malato del Napoli, però generalmente del calcio. Mi piace vedere tutto il calcio, dai bambini ai grandi campioni, tutto quanto, tutto. C'è spazio anche per Zico, che sappiamo come a Napoli si è malati per Maradona e il Napoli, qua Zico è rimasto proprio nel cuore. Ma c'è Zico, c'è Di Natale e i forti sono forti. Sì. Quando uno è campione è campione. Baggio, Totti, Del Piero, insomma. Baggio, Totti, Del Piero, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, tutti. Il tuo preferito però? È Maradona. Sempre più persone anche in Friuli non vanno a votare, che cosa ne pensa? Purtroppo è un problema, io sono uno che ha sempre partecipato, penso che comunque astenersi è sempre un errore, insomma, perché in democrazia tu devi dare il tuo parere, poi la politica ha la sua responsabilità. Perché se la gente non va a votare, soprattutto i giovani, è perché sono delusi, non vedono così dei risultati. Però io dico che alla fine è sempre meglio dare la propria opinione, esprimere la propria opinione, perché sennò le proprie idee non hanno un riscontro. Nella politica è così, insomma. Speriamo dai, che la gente, un po', soprattutto i giovani, no, che ormai danno le loro idee sui social. Però bisogna anche darle così, votando, partecipando. Ecco. E secondo me è sbagliato, perché è una rinuncia al sistema democratico, ma soprattutto chi non vota valorizza il voto degli altri, no? Quindi se vuol protestare c'è un modo che non vota il partito con cui non è d'accordo, no? La gente è stufa di questa politica che diciamo che la gente si sente molestata quasi. L'Italia va rifatta, sinistra, destra, insomma, sono delle vere e proprie lobby. Io sarei per un'Italia più in bianco e nero, forse era meglio. Perché credono sempre di meno in quello che si va a votare, praticamente diamo per scontato che oramai fanno quello che vogliono e di conseguenza noi andiamo a votare, si rigirano le poltrone. Come va bene allora? Dice che l'elettore si sente un po' preso in giro, ha scarsa fiducia, non pensa che il voto non serva a cambiare? Se il voto servisse a cambiare qualcosa non ci farebbero votare. La situazione non è difficile, è grave, disastrosa. Speriamo bene, dai. E chi non va a votare però, se la situazione è così grave e disastrosa, come può manifestare? Sbaglia in pieno, ma non è colpa di chi non va a votare, è colpa che la politica che è stata fatta fino ad oggi ha fatto sì che la gente perde la fiducia nella politica e quindi uno non va a votare perché dice vado a votare per Tizio, poi quando è il momento viene eletto Caio perché è una manovra politica, allora a me non va bene, quindi non vado, però sbagliano, sarà difficile riuscire a convincerli, quello è il problema. La gente ha perso la fiducia nelle istituzioni politiche, partiti, tutto. Quindi si sente un po' preso in giro l'elettore? Sì, senza io almeno, parlo per me. Forse c'è sempre più, non so, come più caos in politica, per cui meno comprensione, parlo per me probabilmente. Sì. Penso che ormai la gente si è disinnamorata della politica perché vede, si parla e si combina molto poco. Quindi è un voto di protesta e corrisponde a una mancanza di fiducia? Sì.
il voto di protesta per me è un voto che va a questi partiti che vogliono emergere nella politica. Voto di qua, voto di là, non cambia mai niente. Per me è quello. Il cittadino ormai non ha più fiducia nel mondo politico e poi si vede tutti i giorni, salta sempre fuori qualcosa di nuovo, è sempre in peggio. E i giovani secondo lei, quali sono secondo lei più, diciamo, quelli che hanno alzato bandiera bianca, forse quelli più delusi dalla politica, più in là con gli anni, o i giovani che si disinteressano? Ma guardi, secondo me i giovani hanno 1001 condizione per protestare. Cioè, anch'io ho avuto 20 anni, erano altri tempi, comunque è normale che uno, poi con i problemi di oggi penso che abbiano molte motivazioni per la protesta. Sì, se questo però secondo me non giustifica il fatto di non andare a votare. Votino chi secondo loro li rappresenta meglio, scelgano anche i propri candidati, però vadano a votare. Insomma. I giovani purtroppo devono pensare al proprio futuro, infatti sono tutti orientati per andare via in giro così, al momento. Grazie a Monica e Antonio per averci accolto in edicola. Grazie a te, grazie a te. Auguri anche di buone feste, possiamo già iniziare. Auguri a tutti di buon Natale, anche a te. Possiamo già cominciare visto che siamo a dicembre. Allora, Edicola Friuli si prende una piccola pausa, venerdì prossimo 8 dicembre non andremo in onda e ci ritroviamo quindi il venerdì successivo. Ciao!